Good morning. Today we eat buns, omelets, and cheeses. The buns has been made with mixtures of hard corn and they are filled with onions and tomato cooked in the oven. The omelette is very simple omelette where we added some courgettes that better the gusto of this frittata. Here we have 4 types of cheese. The seasoned cascio cavallo very tasty. Some Raguzan cheese but more fresh and with some pepper. The well-known provola Ragusana. And the so-called pecorino tender and emil worked. And then we have salami. And some other salami where we added some black pepper. This one is so-called capocollo. Now let's see how to prepare this dish. We made the mixture with hard corn that we have seasoned with onion and tomato. And then we have rolled it on itself, adding some olive oil. And then we put into the oven for 20 minutes. This bun so-called in Sicilian scaccia because it must be smashed after we have rolled everything. This omelette has been made with eggs and some fried courgettes. As these omelettes that you can see, the gusto of the courgette stays well with the eggs. This tomato is so-called Siciliano and it's very cultivated here in Sicily. For example, I have 2 hectares of land where I cultivate and use for my restaurant. North and Italians like much this kind of tomato and we use it to season several dishes. This tomato is the protagonist of many sauces. The dish is ready. Questa focaccia, in siciliano comunemente chiamata scaccia, perché sostanzialmente è una scacciata preparata in questa maniera, come abbiamo detto, a volte girata con questo formaggio. La frittatina, come abbiamo detto poc'anzi, è ottenuta da uova e con un soffritto di zucchinetta. Questa qui la tagliamo a pezzettini, la soffriggiamo e poi la condiamo all'interno, avvolgiamo e viene un gusto molto gradevole e simpatico, per sposa i 2 gusti dell'uovo e della dolcezza della zucchina. Questo è il ciliegino, un frutto molto coltivato qua nella zona, che ha trovato, diciamo, proprio il suo habitat, chiamiamolo così. In azienda ne coltivo abbastanza, un paio d'ettari, che molto viene indirizzato ai mercati del nord. È un frutto molto squisito che noi usiamo per condire molti dei nostri preparati, tipo le focacce sono state fatte con questo pomodorino, delle bruschette stupende, anche i sughi e le salse le facciamo con questo pomodoro lavorato. Bene, il piatto è pronto, buon appetito.